90 minuti, forse di più non si sa, per accedere al teatro dei sogni o per salutare la stagione, probabilmente con qualche rammarico. Amici di Sportisili, ciao da Salvo verso la finale. La gara della provincia di Messina invece oggi ha cambiato con la difesa a 3, lanciato in profondità. Cordaro non gestisce pienamente il pallone che finisce sul fondo. Applaudito il capitano del Villarosa. Ci sarà dunque il rinvio da parte di Soldino. Il pallone è buttato a centrocampo, doppio colpo di testa tra Camarà e Cerasuolo, oggi chiamato a guidare l'attacco del Melas. La scelta di Salvatore Cambria dal primo minuto per i suoi. Il pallone viene gestito in area di rigore con la protezione da parte di Blasi. Dunque si ripartirà da Eric Amico, il portiere del Villarosa ex San Cataldese, che farà ricominciare il gioco dalla propria linea difensiva. Ritmi non altissimi, abbiamo visto la corsa di Cordero poco fa, adesso questo tentativo di avanzata da parte delle Melas. Vedremo un po' che cosa ci regaleranno queste due squadre oggi. Cerca ancora l'avanzata il Villarosa con Cordaro, la chiusura in fallo laterale da parte di Carmelo Quattrocchi, classe 75, arrivato a febbraio, tantissima esperienza per lui anche in Serie D. Ci fu il debutto nella quarta serie italiana con la maglia dell'Orlandina nella stagione 96-97, poi tanta esperienza nei campionati di eccellenza e promozione. Camara, siamo in area di rigore, c'è un rimpallo con il pallone che va a finire a Soldino. È fuori gioco! Pallone mantenuto in campo da Cerasuolo a cercare Bellinvia, però Cava corre e la protegge contro l'attacco di Bellinvia. Camara si torna dietro dalle parti di Blasi. E lui a guidare il centro della difesa, mentre lato Melas la scorsa settimana c'era Lipari sulla destra, c'era Yarrera anche in difesa, mentre oggi la coppia centrale formata da Rizzo, confermato, è la novità, quella di Quattrocchi. Lancio lungo verso proprio Bellinvia, va a proteggere Ferrara, il pallone è rilanciato subito da Amico. La corsa di Mori Caba, c'è anche l'attacco, mette fuori con decisione Yarrera. Camara per Andrea Di Salvo, non c'è uno stop perfetto ma ci pensa Bangura come al solito. Ancora Andrea Di Salvo, largo da Caba, quasi a saltare l'uomo Lipari. Si va sulla fascia di destra, cross arrivato in area di rigore, la presa di Soldino a mettere fine a questa azione per il Villarosa. E appunto, come dicevamo, qui in casa ha una striscia di risultati davvero notevole, con l'ultima e unica sconfitta in stagione, quella contro il Branciforti 3-1, era il lontano 2 ottobre, più di 8 mesi fa. Dopodiché 8 vittorie e 7 pareggi. Lanciato Cocimano, ma la protezione di Rizzo fa finire tutto. Poi Rizzo cade, l'arbitro però fischia perché va da Zullo, è tornato immediatamente indietro. Posizione di fuorigioco
segnalata dall'arbitro. Narcisi di Agrigento. Non ci sono guardalinee previsti per la Coppa Sicilia, ci sono stati invece per i playoff. Una mano in più a decretare una gestione più veritiera con l'assistenza in una fascia e anche per quanto riguarda l'altra. Finale di Coppa Sicilia che si giocherà questo mercoledì. Come dicevamo, c'è la sfida contro il Petrosino che già si è qualificato. Le due semifinali non si sono giocate contemporaneamente per quanto riguarda sia l'andata che il ritorno, perché il Petrosino aveva finito i propri playoff in anticipo, perdendo la finale nel girone A, dunque ha avuto praticamente una settimana in anticipo per giocare, mentre il Villarosa è stato impegnato nel triangolare rispetto alla squadra della provincia di Trapani e dunque il Petrosino ha avuto modo di giocare prima la propria semifinale contro il Vizzini, la squadra di Catania. Anche lei non aveva particolari impegni, mentre adesso il Villarosa chiude un po' il quadro con questa sfida contro il Melas. Lancio profondo verso Cordaro, colpo al volo, finisce sopra la traversa, la prima occasione della partita con Giuseppe Cordaro. Il lancio lungo che ha quasi favorito al gol l'attaccante capitano del Villarosa. Non c'è stata però la precisione giusta, però l'azione non è stata sicuramente banale. Caba verso il centro, sbaglia il passaggio. 1-2 gli scambi dalla difesa del Melas, che non si intende sia con Quattrocchi che con Iorio. Lancio direttamente in fallo laterale e dunque rimessa per la squadra ennese. Laudani, non c'è una battuta chiarissima e dunque cambio rimessa con la gestione da parte del Melas, già a 12° sul cronometro, sempre 0-0. Poco fa la chance avuta da Cordaro, seppur non verso lo specchio della porta, però è sempre un segnale che è stato dato ai propri avversari. Adesso Cava, insiste la Villarosa, Melas che gioca sul sintetico, dunque l'impatto è diverso. Arbitro che fischia un'altra volta a interrompere il gioco. Ma cosa hai fischiato? E manca nuovamente un pallone per Soldino. Ricordiamo che in caso di parità, ma in parità di 2-2, si va direttamente ai calci di rigore, quindi non sono previsti tempi supplementari. A Melas per passare basta un gol, perché in quel caso andrebbe sul 3-2, mentre se la partita finisce sull'1-1 passa il Villarosa per la regola dei gol in trasferta, quindi 2 contro l'ipotetico 1 che segnerebbe la squadra avversaria. Colpo di testa all'indietro di Cerasuolo che finisce fuori. Amico dice tutto sotto controllo a Laudani, che si era un po' preoccupato. In effetti il pallone stava per finire in porta quasi. Andrea Di Salvo verso il centro della difesa da Di Blasi, a lanciare lungo, a cercare sempre Mori. Cava, c'è il tocco col braccio evidente, probabilmente non segnalato dall'arbitro, con la presa di Lipari che per l'arbitro è stata regolare. Ancora Caba, va sul sinistro, altra finta, Caba mette dentro Soldino prima dell'arrivo di Cocimano.
si era già buttato dentro la porta. Rimangono un po' di dubbi sul tocco con il braccio di Lipari. È stato praticamente sotto l'occhio dei tifosi presenti qui al comunale di Villarosa. Occhio all'avanzata di Cerasuolo, mette in mezzo, almeno questo voleva provare a fare. Il campo finisce lì, quindi il pallone sul fondo. Arbitro che intanto va a parlare con la panchina del Villarosa. Probabilmente qualche formalità, anzi no, l'arbitro giustamente deve bere, quindi ha chiesto pressing quasi asfissiante di Cerasuolo. Ancora una volta il Melas resta lì. Lancio per Cava, l'aveva mantenuto in campo, per l'arbitro invece è uscita. Sei ridicolo! Sei ridicolo, sei! Rimessa laterale per il Melas. Battuta in profondità con il pallone adesso di Blasi. Camara gira con calma la formazione di Folisi. Lancio lungo verso Cordaro in mezzo a due, colpo di testa all'indietro per Soldino. L'idea del Villarosa. Altro lancio lungo con un altro colpo di testa a volerla prendere. Adesso è Cava, il passaggio per Bangura, corre il Villarosa, c'è un po' di spazio, taglia tutto a trovare sulla destra il tiro di Cocimano fintato, ancora Cocimano tira sul tiro, respinge l'occasione per Cocimano, poi da fuori il tentativo alle stelle di Rivolsi. Il Villarosa continua a pressare. Prima Cordaro, poi Cocimano, ovvero poco fa, i due attaccanti della squadra di casa. Come al solito presente qui alla comunale di Villarosa del settore giovanile della squadra di casa. Però, come abbiamo detto, non c'è quell'atmosfera delle recenti sfide importanti di questo finale di stagione. L'obiettivo del Villarosa è stato portato a casa, ovvero l'approdo in promozione, storico per la prima volta nella sua storia. Polisi per i suoi vuole anche la Coppa Sicilia. Altro fuorigioco, intanto fischiato dall'arbitro con Cocimano. Mentre il Melas è praticamente al suo primo vero anno di vita con il calcio a 11, quarto posto nel girone, poi la semifinale playoff vinta in casa dell'Aquila Bafia 3-2 in rimonta ai supplementari, con poi due calci di rigore, uno sbagliato per parte, una partita clamorosa, poi la vittoria in finale playoff da parte dei propri avversari, ovvero il Valle del Mela. Sempre una partita giocata in trasferta, finì 3-1. Il Melas adesso si affida alla conquista della Coppa Sicilia per andare in promozione. Conclusione da fuori che finisce sul fondo. Mirko Di Salvo, e c'è la risposta anche del Melas. Un tiro che sembrava innocuo, poi il rimbalzo davanti a Mico ha un po'
dato quella traiettoria molto pericolosa. Vediamo un po' che succede adesso con la battuta dalla bandierina di destra. Ecco il pallone basso, non c'è nessuno però ad attaccare sulla prima palla, la recupera Bellinvia contro Camarà, c'è il fallo, c'è anche il cartellino che esce l'arbitro ai danni di Bellinvia, primo monito del match, dalla sinistra della formazione di Cambria. E dunque primo cartellino giallo estratto dall'arbitro per Nathan Bellinvia. Si riprende a giocare, che è andato un passo dal vantaggio ma poi si è ritrovato a non attaccare sul primo palo dopo la battuta del calcio d'angolo ed aver ammonito uno dei suoi giocatori più importanti sul piano del gioco. Cross in mezzo con Quattrocchi che leva via, c'è Camarà, potrebbe calciare da fuori, Camarà è un'alzata verso Cordaro, il pallone rimbalza davanti a Soldino, facilmente gestibile. Il rinvio del portiere del Melas, Michael Soldino, classe 88, ha avuto in carriera 2 promozioni in 3 anni con Academy San Filippo, poi Monforte, Folgore Milazzo e Aquila Bafia, le sue altre esperienze. Ha giocato anche con la Saponarese, con la Nuova Azzurra, che quest'anno ha vinto il girone E, quello del Melas. Ha giocato proprio lo spareggio per il primo posto contro il Valle del Mela, che poi ha trionfato ai playoff. Intanto il Villarosa continua ad attaccare con il salto dell'uomo da parte di Cordaro, mette dentro, colpo di testa, dall'altro lato c'è il destro al volo di Cocimano che finisce alto. Un po' più fortunato il Villarosa in questo caso, però l'azione è venuta fuori ugualmente dalle fasce. Bravo Cordaro! Ed ennesimo rinvio per Michael Soldino. Fatto 34 anni, tra l'altro non da pochissimo, dal 30 aprile. Lancio a centrocampo, duello tra Zullo e Camarà, scambi del Melas con la gestione di Cerasuolo. Adesso Zullo contro Livolsi, Zullo gira dietro, pallone toccato da Iorio per la difesa, spazza Quattrocchi ma non c'è nessuno nella zona di Laudani che lascia scorrere per Amico. Questo pomeriggio è anche importante per quanto riguarda gli approdi in promozione, perché San Fratello e Gemini si stanno giocando il primo posto nel triangolare playoff promozione delle perdenti. Una partita iniziata anche questa alle 16:30, si vince praticamente su Cabà, mette dentro il secondo palo, non c'è nessuno, Cocimano traversa, che occasione per il Villarosa, sempre di più a un passo dal vantaggio. Cocimano l'ha fatta tremare, probabilmente sta tremando ancora il legno lungo della porta, difesa da Soldino. Avanza ancora il Villarosa, in fiducia, scivola Camarà, fallo di Zullo. Arbitro che adesso va a parlare con Salvatore Cambria, l'allenatore del Melas, che viene ammonito. Con il Melas che insiste, recupera Bangura, riparte il Villarosa. Pallone per Cordaro, si propone Cocimano, colpo di testa di Quattrocchi. Azione salvata. Ci pensa Di Blasi a rispondere anche con un po' di gamba tesa, ma comunque non pericolosa. L'alzata di Camarà è un regalo per Iorio, nuovo appoggio, non ci arriva Zullo, a contrasto con Camarà. Il controllo di Laudani, un po' pressato da Cerasuolo, poi va a terra Mirko Di Salvo, niente da fare.
per il proseguo dell'azione con la punizione già battuta. Siamo al 28esimo minuto con 0-0 che si sta mantenendo tra Villarosa e Melas. Chi passa si va a giocare la finale di Coppa Sicilia contro il Petrosino tra 3 giorni nel Palermitano a Casteldaccia. Lancio lungo, non c'è nessuno però in area di rigore. Amico salva comunque il pallone, ci pensa lui a far correre i suoi. Camara, il passaggio verso il centro del campo per Moricaba, avanza, c'è Bangura largo a sinistra, lo serve, si va dietro da Andrea Di Salvo, guarda che c'è in profondità, non può trovare Cocimano, allora Andrea Di Salvo si va ad affidare in fascia con il lancio di Livolsi, risponde Quattrocchi, ancora Livolsi, classe 2002 però perde il controllo del pallone, c'era solo dietro per Zullo. Iorio, il passaggio di Triolo, ancora Zullo la fa scorrere, c'era solo, lamenta un fallo, si va ancora avanti nel gioco. Lancio a cambiare tutto di Cocimano per Caba, l'aggancio in piena area di rigore, adesso cross dentro con l'arbitro che ferma tutto per la posizione di fuorigioco da parte della squadra di casa. Mezz'ora, sempre 0-0 tra Villarosa e Melas. Questa stagione veramente infinita, un po' condizionata da quello stop che è partito da fine dicembre verso la fine di gennaio causa Covid, con i contagi che si erano alzati hanno messo anche in apprensione un po' tutta Italia, ricordando il periodo del lockdown. Poi a fine gennaio la ripresa, come normale che sia, con la disputa dei campionati fino alla fine, proprio come 2 stagioni fa. Anche la Coppa Sicilia che è ritornata a giocare le proprie fasi finali con il titolo che non si assegnò in quella stagione fermata ad inizio 2020 e poi la scorsa stagione con la disputa soltanto del primo turno delle partite. Adesso ci sarà una vera e propria vincitrice, sarà una tra Petrosino, Melas e Villarosa. Una tra Melas e Villarosa passerà oggi in finale dopo questo pomeriggio. Laudani sbaglia il passaggio, regala la rimessa al Melas. La giocata, lancio lungo verso Bellinvia, colpisce di testa, arriva un po' in ritardo però. Dall'altra parte Yarrera a duello con Camara, ancora Yarrera, serie di finte, lascia scorrere Bellinvia, il pallone arriva a Zullo in area di rigore, c'era sul sinistro, ancora sul destro, si complica un po' la vita, infatti poi Di Blasi risolve tutto mettendo il pallone fuori. Poteva andare a calciare, c'era suolo, poi se l'è portata sul destro e non ha avuto più spazio per calciare. Battuta la rimessa laterale, c'era suolo, prova ad alzarla verso il centro dell'area di rigore, Bellinvia al volo, non sicuramente preciso. Al meglio le prestazioni dei giocatori, che può dare sicuramente fastidio, tempo che verrà assolutamente recuperato alla fine del primo tempo. Anche i due allenatori
Mario Folisi da una parte, Salvatore Cambria dall'altra, ne approfittano per nuove indicazioni tattiche in vista della fine di questo primo tempo. Dunque cooling break sia per Villarosa che per Melas, che in panchina a Maisano per quanto riguarda la porta, poi Trepirò, Saporito, Simone Currò, Torre e Lanza, mentre sono 7 i panchinari lato Villarosa, quindi uno in più rispetto a quelli del Melas, con Matraxia per quanto riguarda la porta. Dopodiché la mattina Cimino Mardì, un po' a sorpresa, per finire con Sollima, Rapé e Greco. Il Melas sembra non aver finito il proprio briefing, perché ci sono nuove indicazioni da parte di Iorio. Lui se lo può permettere di dire qualcosa ai compagni in aggiunta a quello che già trasmette Cambria, data l'enorme esperienza di questo centrocampista. Parliamo di una classe 77, quindi veramente tanti anni trascorsi in mezzo ai campi da calcio, assoluto leader dello spogliatoio nero-verde. Ha giocato anche con la maglia dell'Igea, della San Cataldese, del Giarre, del Sant'Agata, anche del Torregrotta, e quest'anno si è trasferito al Melas in prima categoria. Una squadra che spera di salire in promozione, già lo ha fatto il Villarosa. Melas che vorrebbe raggiungere quel gruppo di promosse dalla prima categoria. Poi resta da vedere se Villarosa e Melas, sempre in maniera ipotetica, in mezzo al campo. Mancano ormai meno di 5 minuti alla fine del primo tempo. Si cerca l'assistenza dalla panchina. In quella del Melas invece c'è anche chi non indossa sia la pettorina sia la maglia da gioco a causa del caldo. Anche sotto la tribuna coperta dello stadio non è che ci sia un clima migliore, però sicuramente meglio rispetto ai giocatori di Villarosa e Melas, che si stanno contendendo questo passaggio del turno, contendendo un modo di dire, perché i ritmi non sono elevatissimi, sempre per lo stesso motivo. Vedremo anche come cambieranno le condizioni climatiche al fine di assistere a una gara con più occasioni. La più importante l'ha avuta Cocimano con quella traversa, poi ha risposto Mirko Di Salvo dall'altro lato, ci ha provato anche Bangura con una conclusione che però non ha avuto la traiettoria giusta a battere Soldino. Adesso il Melas gioca questo pallone, arriva Iorio, lo alza, controlla con la vista Laudani, può lasciar scorrere e far arrivare tutto ad Amico. Dai che 2 minuti mancano, dai! La gestione di Blasi, la Rosa che può accontentarsi benissimo del pareggio, dati i 2 gol segnati a Santa Lucia del Mela domenica scorsa. Il Melas invece deve soltanto vincere, può soltanto vincere per andare in finale. Amico si appoggia vicino a lui, Di Blasi,
capire anche il tempo di recupero. C'è stato il cooling break voluto dall'arbitro, che ha voluto rinfrescarsi anche lui più volte nel corso della partita. Andrea Di Salvo, salvi la rosa, lancio lungo verso Cordaro, si lamenta il fuorigioco che c'è, secondo l'arbitro ferma tutto.
Secondo tempo di Villarosa Melas e la semifinale di ritorno di Coppa Sicilia 0-0 dopo i primi 45, tantissimo caldo nella provincia di Enna con le due squadre che sono ancora sul 2-2 totale. Questo risultato passerebbe il Villarosa, cross in mezzo, risposta sul Soldino con la rete di Cordaro, passa avanti il Villarosa con il proprio capitano Giuseppe Cordaro, 1-0. La rete di Cordaro ed è festa grandissima, gigante al comunale di Villarosa con la rete di Cordaro, approfittando di una risposta in area di rigore di Camarà per Andrea Di Salvo. Dunque Villarosa passato in vantaggio poco fa, il gol segnato da Cordaro al 46esimo. Scambi lungo la fascia di sinistra che però non sono arrivati al giusto risultato, con Andrea Di Salvo che ha applaudito comunque i compagni. Herrera arriva subito la pressione del Villarosa con Cocimano. Adesso Camarà vede Cocimano in fascia, riceve fuori gioco secondo l'arbitro. E dunque Soldino un po' colpevole nel gol subito dal Melas. Per ripartire l'azione, attenzione però perché c'è Cordaro ancora una volta. Cordaro avanza lui con la pressione avversaria, la finta di Bangura, ottimo sinistro piazzato, palo, ancora Bangura, ce l'ha tra le gambe, non è riuscita a calciare, ancora Bangura, la respinta dalla difesa avversaria, incredibile, il palo colpito da Bangura. Villarosa che ha cominciato a giocare in questa ripresa con il cambio sulla sesta, prima il gol immediato di Cordaro, poi Bangura si è smarcato benissimo della pressione, della marcatura avversaria, ma ha colpito soltanto il palo, poi il pallone è rimasto tra le gambe, è stato impossibilitato a calciare. Soldino ha tanta difficoltà perché praticamente il sole in faccia, Cocimano non si capisce il Melas, Cocimano dentro, spazza via ancora, c'è il tiro di Cordaro alto, assurdo come la difesa del Melas sia stata superficiale in una maniera incredibile. Salvatore Cambria non ci crede, sta cercando spiegazioni, sta giocando soltanto il Villarosa Melas che è rimasto con la testa, con le gambe negli spogliatoi. L'arbitro ha uscito anche un cartellino giallo, gioco che si va anche a innervosire un minimo. Lancio lungo, Cordaro in area di rigore, si cerca il cross in mezzo, c'è Bangura, evita il proprio avversario, ancora Bangura, stessa sul sinistro, pallone dentro, Cocimano, Camara spara alla porta, ancora Caba sul secondo, Cocimano respinto, il Villarosa continua, Andrea Di Salvo piazzato, fuori, che occasione, un'altra per il Villarosa. Se ne aggiunge un'altra al conto di questo secondo tempo, con il risultato che rimane sull'1-0, ma nel primo tempo c'è stata la traversa di Cocimano, in questa ripresa il gol di Cordaro, poi il palo di Bangura
e Melas che effettua il primo cambio con l'uscita dal campo di Triolo, entrato in diffida dopo il cartellino giallo di domenica scorsa, non vuole rischiare Salvatore Cambria e dunque forze fresche per il Melas con l'ingresso in campo di Simone Currò. La battuta della punizione, sponda verso il centro dell'area, stava arrivando Mirko Di Salvo. Si contendono ancora il pallone le due squadre, avanza il Villarosa con Livolsi, Bangura in mezzo al campo, Camara, ancora Bangura, c'è il passaggio, Cordaro quasi entrato in area, si mette il piede il Melas con Rizzo. È restato giù però Bangura, assistito un po' da Herrera, vicino alla rete poco fa il classe 2001 del Villarosa. C'è un cambio anche per la squadra di Enna con l'ingresso in campo di Rapé, classe 2005, neanche 18 anni. Entra al posto di Livolsi. Rapé era partito dal primo minuto a Santa Lucia. Partita è conclusa da Rapé. Entrato poco fa, ha riconquistato il pallone e per l'azione l'ha chiusa lui con il tiro che è uscito veramente di poco oltre la traversa. Nuovo cambio per il Melas. Le due squadre rispondono colpo su colpo, esce Zullo. Vuole risposta al più presto la squadra di Cambria, è entrato Torre, quindi una soluzione fresca nel tridente d'attacco. Andrea Di Salvo gira, stava andando a trovare Cordaro, c'era anche Bangura in zona, la protezione con Cordaro che ha cercato di colpire contro l'arrivo proprio del nuovo entrato Torre. La rimessa è però per il Melas, la battuta di Herrera, la protezione di Simone Currò, alla fine il pallone è recuperato. Camara nel lancio con il pallone spazzato altissimo da Herrera, fallo laterale. Per il Villarosa. Cordaro che ha battuto la rimessa laterale un po' di metri prima dell'effettiva uscita del pallone, calciato da Herrera. La rimessa della squadra ospite, con il pallone che termina sul fondo. Lancio lungo, la risposta di Quattrocchi, il tocco di Bangura, c'è Rapé, finte di Rapé, poi spunto fuori in maniera violenta da Mirko Di Salvo. L'arbitro chiede un po' di attenzione ai protagonisti.
richiamato Mirko Di Salvo, chiede calma l'arbitro. Andrea Di Salvo pronto a passarla nella sua linea di difesa, prima da Laudani, poi da Di Blasi, anche in questo caso trattenuto, data la pressione. Bangura girato per Caba, chiede palla a Cordaro sul secondo, ancora Caba verso il centro del campo, nuova sterzata, Caba in mezzo, pallone alto e largo. La gestione, il lancio di Soldino, con il petto risponde Camara. Ancora Soldino, la sponda di Cerasuolo, pallone toccato da Simone Currò, arriva al limite, caduta e punizione per il Melas. Il fallo subito dal nuovo entrato Torre. Punizione importante per il Melas con la battuta affidata a Iorio. Oh, ciao. Ma Paolo! Ma che cazzo ammonisci? Coglione! Ma vaffanculo! Ora non sarebbe da farsi ammazzare! Oh, l'hanno giocato! Sto deficiente! Poi io non li devo ammazzare! Vaffanculo! Porca troia! Vaffanculo! Dai, caro, fallo di mano a centrocampo, sto a testa di minuto. Caro, vergognosi sono, vergognosi. No, guarda, le cose le sto testa di minuto, dai.
22esimo della ripresa, sempre 1-0 tra Villarosa e Melas con il lancio lungo. Melas sta provando ad attaccare, ci sono stati diversi cambi con l'ingresso in campo di Sollima al posto di Cocimano in casa Melas. Ci sono stati anche ingressi di Simone Currò e Torre al posto di Zullo e Cerasuolo. Pallone a centrocampo, la sponda provata anche all'indietro con il fallo subito. Melas prova a spingersi in avanti. La battuta della punizione con il pallone che va verso il centro dell'area, controllato poi da Amico sul fondo. C'era pronto, Totò. Però sono tutti e tre diffilati, quindi la mattina. Il rinvio di Amico, colpo di testa anche da parte di Rizzo, quindi il pallone che finisce sul fondo. Totò, Angelo, il 6 e no, Di Blasi no. La battuta della rimessa laterale, Cordaro a proteggere il pallone contro la pressione di Trifiro. Simone Furrò. Colpo di testa di Quattrocchi, gira molto bene Rapé, il passaggio in avanti verso Sollima, ma Quattrocchi risolve la questione, si affida a Soldino. Nuovo pallone perso però dal Melas. Grandissimo impatto di Paolo Rapé sulla partita. Bangura, lancio lungo a cercare Torre con il fischio dell'arbitro. Dunque Melas senza il proprio allenatore, Salvatore Cambria, espulso poco fa per proteste, aveva ricevuto il cartellino giallo nel corso del primo tempo, era tornato dalla squalifica e dunque adesso ci sarà il rinvio di Soldino. Il rinvio, nuovi colpi con Bangura, attenzione però a Sollima che oltre la linea dei difensori viene servito ugualmente. Il gioco non gestito di inesperienza per Alessandro Sollima, che non è rientrato in linea e dunque una volta ricevuto il pallone c'è stato il fischio da parte dell'arbitro. Amico corto, rischiando anche un po', lancio lungo, colpo di testa di Quattrocchi, risponde Cordaro, Camara di testa per Andrea Di Salvo, pressato dagli avversari, c'è Cava che può allargare dalle parti di Bangura, alla fine risolve il Melas con Iarrera, nuovo lancio lungo, colpo di testa, perdendo anche un po' l'equilibrio con Lautani
anticipo. La battuta della rimessa laterale la prende Camarà, poggia per Caba in precedenza, adesso è Bangura. Camarà gira tutto da Caba, riceve il pallone, lo gioca, entra quasi in area, passaggio dentro, c'è Solima, vuole il servizio sulla sinistra del Villarosa, poi Solima spara alto, ha voluto la conclusione, non c'è stato il passaggio per Cordaro che era dall'altro lato, probabilmente più libero rispetto a Solima che aveva voglia di segnare. Attenzione al Melas con questa conclusione raso terra di Torre, controllata da Amico. Siamo alla mezz'ora della ripresa, al 75esimo, ultimo quarto d'ora da giocare, una partita ancora aperta con il Villarosa che vorrebbe chiudere la passaggio dentro, Rapè sinistro che non c'è verso la porta, però ancora una volta è stato fischiato fuori gioco, un cambio per parte, tanto a bordo campo con forze fresche sia per Villarosa sia per il Melas. C'è l'uscita di Cordaro che consegna la passa da capitano a Ferrara. Esce sempre tra gli applausi Giuseppe Cordaro. C'è stato l'ingresso da parte di Greco, lato Villarosa, alla posto di Cordaro. Mentre nel Melas è entrato Saporito. Andrea Di Salvo rischia un po' appoggiando questo pallone, poi si va da Cava, evita così Herrera, ancora Cava, porta palla, la gira verso Bangura, Bangura verso il centro dell'area, ci entra Bangura, passaggio dentro, era per Cava, adesso Camarà, la respinta di Quattrocchi, non c'è nulla secondo l'arbitro, che ha giudicato il braccio attaccato al corpo, dunque si continua. Saporito a cercare Bellinvia che ha continuato la corsa, sì, ma senza ricevere il pallone. Andrea Di Salvo per Bangura, gira da Greco, Andrea Di Salvo stava per riuscire il passaggio per Cava, Bangura sovrasta il proprio avversario ed è la punizione per il Melas. C'è Iorio sul punto di battuta, lancio lungo, sponda, attenzione al destro al volo, attenzione al pallone in area di rigore, tenta la conclusione il Melas con Simone Currò, c'è calcio d'angolo. Bellinvia dalla bandierina, Melas tenta l'assalto, pallone dentro, si cerca il colpo di testa, va a correre Herrera nel contrasto contro Rapè, la rimessa continua ad essere dei messinesi. Bellinvia
Adesso il pallone del suo sinistro sul fondo. Brividi che finiscono per le Villarose in occasione del tiro di Bellinvia. Ovviamente amico nel voler prendersi del tempo a favore per la sua squadra, non raccoglie il pallone. Nuovi contrasti, nuovo pallone che viene passato dietro a Soldino da parte di Lipari. Caba a vedere rimbalzare giù, tenta anche il colpo di testa Saporito, il tocco da parte di Greco. Adesso si va nella zona di Yarrera, 4 occhi, ostacolato da Solli, ma potrebbe avanzare, ma mette fine a tutto Rizzo. Soldino la finta su Solli, ma Melas in difficoltà in fase difensiva perché tutto proiettato in avanti, nella speranza di una rimonta che con il passare del tempo potrebbe essere difficile da ottenere. Iorio, il passaggio verso Saporito, ancora Iorio a girare tutto su Yarrera. Yarrera, cross profondo e Siamico che se la ritrova lì. Nel primo tempo ha avuto un rimbalzo ravvicinato dopo una conclusione dalla distanza di Mirko Di Salvo. Il pallone è uscito di poco fuori. Stavolta è stato più attento il portiere del Villarosa. La fascia, però c'è un altro fuorigioco. Nuova punizione per il Melas, nuovo cambio invece per il Villarosa. L'arbitro ha parlato un attimo con Rapé. C'è Camara. Entra la mattina. Non è tutto però, perché si è alzato anche Cimino, oggi tenuto a riposo da Polisi. Occhio alla gestione di Simone Currò, perde subito il possesso. Ancora Rapé a recuperare altri palloni importanti. Chiede il servizio Bandurà, servito fuori gioco. Potete sentire la disapprovazione del pubblico del Villarosa, cartellino rosso per Ferrara a causa delle proteste. Fascia lasciata a Di Salvo. Villarosa in 10 proteste. Al suo posto Cimino. Qualche minuto per il bomber del Villarosa. Amico rimane in piena area di rigore a terra. Siamo entrati nel tempo di recupero, siamo oltre il 90°.
Villarosa praticamente che non sta facendo giocare più i propri avversari. Quindi vedi? Possiamo scendere adesso. Salita. Si rialza amico. Melas che più passa il tempo più spegne le proprie speranze di rimonta. Già fare un gol è difficile. Rimessa laterale, colpo di testa a liberare di Blasi, dunque Villarosa in 10 in questo finale di partita per l'espulsione di Ferrara. Attenzione alla corsa di Sollima che recupera il pallone, non c'è il recupero di Quattrocchi. Sollima davanti il portiere, il gol di Sollima e il Villarosa la chiude, accede in finale di Coppa Sicilia con la rete di Alessandro Sollima. Gol di Sollima che porta tutto sul 4-2, gol del Villarosa al 92esimo. Milas adesso che vede spegnere le proprie possibilità di vittoria in modo definitivo, ma comunque ci crede con il cross di Saporito che rimbalza sul suo braccio, cade anche giù, guadagna il calcio di punizione il giocatore del Melas. 4-2 nel totale, dunque a Petrosino stanno già iniziando a festeggiare il salto in promozione. La finale sarà Petrosino e Villarosa. La vittoria garantisce il salto in promozione, però il Villarosa è già su, dunque salirebbe l'altra squadra che potrebbe essere anche la perdente, dunque il Petrosino. Punizione Melas, pallone dentro, colpo di testa che non c'è verso la porta, non la prende Quattrocchi, ancora Saporito fascia a volerla mettere dentro, il pallone però esce, ancora Melas con Quattrocchi, messo quasi a sedere, c'è il recupero del Villarosa, il pallone gestito da Cimino, ma in fallo laterale. Soldino rischia tantissimo con i palleggi, Sollima recupera lui, ancora Sollima, Soldino ancora a voler riconquistare il possesso, un portiere che gioca tantissimo col fuoco, quello del Melas. Una uscita palla al piede con la corsa di La Mattina, Cimino protegge La Mattina. Arrivo su di lui, ancora Cimino contro Bellinvia, si affida dietro a Greco, perde il possesso, c'è l'attacco di Torre, punizione Melas fischiata dall'arbitro. Già battuta, c'è la conclusione da fuori di Lipari, finisce lentamente sul fondo. Siamo dentro il tempo di recupero, siamo oltre il 90esimo. Siamo vicini alla conferma della presenza del Villarosa nella finale di Coppa Sicilia. Un primo tempo condizionato dal caldo,
una ripresa condizionata sicuramente dal gol al 46esimo di Cordaro. Poi il Melas ha avuto segnali di reazione, ma non è un impensierire totalmente amico. C'è stato anche il palo di Bangura, che adesso corre, lato corto, si ferma, ancora Bangura. Cimino, finta sul sinistro, se la stava sistemando per poi andare a calciare. Bellin via, avanti il Melas, squadre larghe, ha poco da fare, però Bellin via si affida alla corsa di Yarrera. Yarrera, passaggio anonimo. Arbitro guarda il cronometro, lascia ancora continuare le due squadre, fuori gioco però da parte di Rapé. Davanti il Villarosa sta giocando praticamente con due giovanissimi, Rapé e Sollima, mentre il Melas ha diverse soluzioni con Bellin via e Saporito su tutte. Lancio lungo, colpo di testa fuori, si continua a giocare con il Melas che nonostante lo svantaggio di 2 gol ne dovrebbe fare almeno 3 per rimontare tutto, continua ad attaccare. Attenzione al pallone rischioso di Saporito, messo lungo il secondo palo. L'alzata provata da Cimino, Saporito prova a rispondere, Cimino l'alza nuovamente, altra alzata di Cimino, altro palleggio di Cimino che se la cava benissimo, stava per evitare anche il nuovo entrato Trepirò già da un po' in campo, il numero 13 in maglia bianca, fallo su Bellin via, calcio di punizione per la squadra della provincia di Messina, che ha visto espellere anche il proprio allenatore Salvatore Cambria poco dopo la metà della ripresa, che era recuperato dalla squalifica scontata nella gara d'andata. Oggi un altro rosso. Punizione Melas con Iorio. Barriera 4, parte Iorio, quello segnato da Cordaro che ha sbloccato un po' la situazione. Sentiamo un po' l'atmosfera al comunale di Villarosa. Villarosa festeggia con i propri tifosi l'approdo nella finale di Coppa Sicilia. Sarà Petrosino Villarosa la sfida di questo mercoledì tra 3 giorni al Fiorilli di Casteldaccia. La partita verrà trasmessa su Sport Sicily, dunque vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale YouTube per ricevere le notifiche, la notifica dello streaming della partita mercoledì. Calcio inizio alle ore 16 nel neutro di Casteldaccia. Villarosa e Petrosino accedono a questa finale. Il Petrosino con questo risultato accede al campionato di promozione dell'anno prossimo, dato che il Villarosa la promozione l'ha già ottenuta attraverso i playoff. È tutto dalla provincia di Enna, grazie dell'attenzione, un saluto da Savo Geraci. Che scrive sicuro, che reagisce di